generale, poi anche nello specifico in una regione che tra pochi giorni andrà al voto, come Friuli Venezia Giulia, e in una città che domani cambierà il questore. Lo facciamo nell'occasione della festa della polizia, anzi la festa del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, così era definito il corpo di polizia quando è nato il 10 aprile 1852, 166 anni. Allora parliamone subito con Raffaele Padrone dell'UGL Friuli. Buonasera segretario, grazie per essere qui con noi. Buonasera a voi radioascoltatori, buonasera. La correggo perché è FSP, UGL FSP. Fino a domani poi abbiamo optato per cambiare proprio perché c'è una distinzione, insomma, comunque sarà FSP UGL, già UGL Polizia di Stato, era solo una precisazione. Benissimo, un aggiornamento. Allora, festa della polizia. Ci sono motivi per far festa per chi indossa la divisa della legge, segretario? Ma guardi, la condizione per far festa, io dico, è un momento anche di gloria per quei colleghi che hanno lavorato intensamente tutto l'anno, per quelli che hanno portato a casa grosse operazioni. Non dimentichiamo insomma che il livello di attenzione purtroppo è aumentato, l'abbiamo visto dal 2011 in poi, c'è stato un escalation anche al di fuori, grazie a Dio, dai confini nazionali, però ci sono stati questa nuova criminalità che è il terrorismo, che fa molto molto paura e ci preoccupa anche in Italia. Se dobbiamo poi considerarlo la festa perché tutto va bene, le dico subito di no, insomma sappiamo benissimo qual è la carenza di organico solo nelle forze di polizia, cioè è solo nella Polizia di Stato, con un ammanco di circa 23.000 uomini, e così nell'Arma dei Carabinieri, così nella Guardia di Finanza. Il problema è proprio legato a questo, perché il gran numero di persone e soprattutto la mancanza di un turnover. Per chi ci ha seguito in altri collegamenti, lei sa benissimo qual è la mia battaglia, la battaglia dell'FSP UGL è proprio questa, quella di andare a battere i pugni ogni volta al Dipartimento, il quale poi risponde effettivamente con i continui tagli. Diciamo chiaramente che tutti i governi prima o dopo ci hanno dato, quindi continui tagli alla sicurezza, taglio al comparto sicurezza, e vai con gli anni e in una decina d'anni praticamente l'asticella è proprio scesa, ed è scesa anche, è salita invece per quanto riguarda l'invecchiamento del personale della polizia. E per quanto riguarda il territorio friulano, diciamo un territorio di frontiera, un territorio che ha visto negli ultimi anni un'accoglienza nei confronti dei profughi o sedicenti profughi seconda solo quella della Toscana proporzionalmente, quindi problematiche di diverso tipo, ne avevamo anche già parlato, profughi che a Pordenone circondano le forze dell'ordine mentre stanno facendo il loro lavoro, no? Hanno circondato i suoi colleghi in modo minaccioso, eccetera eccetera. Quali sono le problematiche precipue delle forze dell'ordine e della sicurezza in generale in Friuli e anche a Pordenone, che domani avrà un nuovo questore? Certo, ne avevamo già parlato di questo. Purtroppo il Friuli Venezia Giulia ha anche questo primato di ricevere continuamente, giornalmente decine di queste persone, di questi profughi, chiamiamoli come vogliamo, qualcuno li chiama clandestini, forse perché non hanno con sé nessun documento, però chiaro che queste persone non sappiamo chi siano in verità. Arrivano, sappiamo da dove arrivano purtroppo da paesi confinanti col Friuli Venezia Giulia, da paesi confinanti col Friuli, quindi cacciati, diciamo, usiamo proprio questo termine, rispediti al mittente da Austria, Germania, la vicina Croazia e chi non li vuole, quindi tutta gente che arriva dai Balcani, e sono pakistani e afghani, quindi nessun siriano si è mai presentato, per dire, nelle nostre questure.
Ecco, quindi diventa un'accoglienza che sta veramente ottenendo l'esasperazione, perché poi se noi la mettiamo in chiave di ospitalità, quello che si doveva riempire si è riempito. Alberghi, vecchie caserme, vecchie strutture ormai sono al culmine, tant'è che proprio in città vediamo queste persone che dormivano e bivaccavano. Fortunatamente siamo riusciti, unitamente all'amministrazione comunale, che ha in modo incisivo ha distribuito, e il prefetto e il questore hanno distribuito un po' questa emergenza in altri comuni. Semplicemente parlo di Pordenone, ma il Friuli Venezia Giulia è così, e quindi poi se andiamo a vederlo sotto l'aspetto delle forze dell'ordine, il numero degli uomini che adesso debbono gestire questa emergenza da qualche anno è diminuito, perché lei l'ha detto, l'abbiamo detto insieme all'inizio della telefonata, qua proprio a Pordenone erano anni, ma dico forse 11-12 anni che non arrivava più nessuno, e francamente non è mai arrivato un numero così alto di persone, cioè 15 persone, ma che poi ci fa sorridere se sappiamo che già da metà anno alla metà del 2018 saranno circa 25 persone che lasceranno e hanno lasciato il servizio. Quindi se fate i calcoli matematici, non è che abbiano risolto, o risolveranno queste 15 persone, ma daranno sicuramente una ventata di gioventù a quei cinquantenni che come media ormai lavorano presso le questure del Friuli Venezia Giulia. Vi ricordo che purtroppo Pordenone è stata e lo è fino ad ora la città in cui i poliziotti hanno l'età superiore ai 50 anni come media. Poi c'è Udine e poi c'è Rieti, quindi il Friuli ancora una volta per negatività insomma è nelle prime classifiche. Domani cosa cambia il questore? Cosa può cambiare? Ma bisogna aspettare. Guardi, oggi nel suo discorso il questore diceva ho fatto tanto per avere uomini e non riesco a vederli nella città mentre stanno andando via, questo personale nuovo giungerà in questura. Il questore nuovo credo che sia nominato tra quei 25-28 dirigenti superiori che sono stati nominati la scorsa settimana, saranno chiamati in questi giorni a Roma per ricevere l'incarico, quindi ancora non è dovuto conoscere qual è il prossimo questore di Pordenone. Cosa ci attendiamo da questo questore? Che arriverà e si renderà conto della situazione pordenonese. Come le dicevo prima, perché insomma questi 15 dovranno secondo me solo sostituire nella strada e sulla strada gli uomini che ormai hanno dato il loro dopo 20 anni, 25 anni di strada. Penso che sia anche giunto il momento di farli andare, o magari in aspettative di uffici diversi, magari operativi, elevarli praticamente da una turnazione, insomma, che è quella del turno in quinta, come noi chiamiamo, quindi le noti, i festivi, queste cose qui. Cioè non li portiamo in ufficio per fare il topo d'ufficio, sia ben chiaro, ma aspettative magari di una squadra investigativa, quello che non poteva essere fatto prima. Questo ci auguriamo che il questore ci garantisca questo. Una continuità anche laddove abbiamo avuto difficoltà. Lei sa le grosse operazioni che sono state fatte a Pordenone, ci saranno, ma una continuità su questo lavoro. Penso che il questore insomma non abbia da come girarsi per ottenerla, insomma. E per chiudere, mancano 19 giorni al voto del 29 aprile per l'elezione del nuovo presidente della regione Friuli Venezia Giulia. Con che sguardo segue queste elezioni un tutore della legge come lei, segretario?
Ma guardi, io auspico che il prossimo governatore del Friuli Venezia Giulia abbia senz'altro un occhio di riguardo, come a livello nazionale è. Se riescono a fare la quadra su questo governo, le aspettative insomma di chi è andato a vincere queste elezioni, auspichiamo che ci dia continuità, ecco, dal centro anche alla periferia, perché il Friuli Venezia Giulia è, l'ha detto lei, una delle regioni più importanti sotto questo aspetto. Attenzione che l'altro giorno alla città di Trieste insomma ha individuato un lupo solitario, così chiamiamolo, foreign fighter, cioè un ragazzo minore che si apprestava a seguire questa jihad, e quindi voglio dire un ripristino di quegli uffici che hanno ormai un decreto in mano di chiusura. Sono 271 gli uffici che dal 2014 hanno già la predisposizione a chiudere. Uno di questi uffici è proprio la Polizia Postale. Credo che sia un controsenso, no? Se mi permette, un governo che deve e ci dice di stare attento, che alza l'asticella della sicurezza, e poi cosa vuole fare? Vuole chiudere 271 uffici, tra cui moltissimi di specialità, tra cui la Polizia Postale. Come abbiamo individuato questo individuo? Grazie all'operazione della Digos di Trieste, ma anche certamente al lavoro intenso che ha espletato la Polizia delle Telecomunicazioni. Ormai i reati, dovete sapere, insomma, si svolgono più in internet che per la strada. Infatti, segretario, io come parlo da cittadino che fruisce dei servizi online e quindi del compravendita eccetera, e ci rendiamo tutti conto come ormai sia diventato importantissimo internet e tutto quello che concerne la telecomunicazione. Questo provvedimento di chiudere la cosiddetta Polizia Postale mi aveva lasciato veramente interdetto. Non è più possibile tornare indietro con il nuovo governo che prima o poi, insomma, in queste settimane dovrà formarsi, potrebbe rivedere provvedimento come quello. Sì, ce lo auguriamo tutti. È un decreto, ripeto, che è fermo dal 2014 per una serie di problematiche proprio legate al terrorismo, lo capite bene. Magari assumere delle responsabilità così alte, forse hanno voluto scappare dopo che i sindacati insomma si sono ribellati a questa. Però questo decreto c'è, ancora nessuno l'ha sospeso. Io mi auguro che questo governo prenda in mano questa spedizione, cioè chiediamo uomini, chiediamo mezzi tecnologici, una innovazione tecnologica perché sia più a passo con i tempi, proprio per debellare questi grossi reati, grosse problematiche sociali che è il terrorismo, e non possiamo chiudere degli uffici di polizia, cioè è assurdo. Non avremo proprio le condizioni di una sicurezza che ormai è una sicurezza percepita che lascia il tempo che trova. La gente magari non si fida neanche andare più a fare una corsa e a fare footing perché ha paura magari di essere aggredita per strada. Figuriamoci che ormai tutti i reati più grossi avvengono dalla pedofilia ai reati di phishing, di acquisizione dei nostri conti correnti. Ormai gli hacker possono fare quello che vogliono alla Casa Bianca, figuriamoci se non possono rubarci i soldi da internet. Ma questo è uno dei reati che poi alla fine la cattura solo una persona, ma se parliamo di terrorismo io mi preoccuperei, quindi auspico veramente che questo governo metta mano anche a questo decreto fermo lì dal 2014, ma che purtroppo ha già portato dei danni e già qualche chiusura è iniziata. In Friuli rimarrebbe, per dire, solo la Polizia Postale di Trieste. Ecco, quindi Udine, Gorizia e Pordenone non vedrebbero chiusi i propri uffici, insomma.
Per il momento allora concludiamo, ringrazio Raffaele Padrone e a risentirci a presto, segretario. La ringrazio e approfitto per salutare tutti i vostri radioascoltatori che so essere parecchi, e mi lasci un saluto anche al nostro questore che arriverà a Sassari dopodomani, e quindi avrà modo di continuare il proficuo lavoro che aveva iniziato qui. Senz'altro. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi, buonasera. E noi andiamo avanti, leggiamo intanto le prime pagine dei giornali stranieri.